Gennarino. Dici a me. Gennarino Caputo. Gennarino Caputo. Pasquale. Pasqualino Ruppolo. Ui, Pasqualino Ruppolo. Come scusa? Pasqualino, scusami, non t'avevo riconosciuto, Pasquale. Sono passati tanti anni, hai ragione, più di 15 anni. È 15 anni che non ci vediamo. Poi sono invecchiato. Sei invecchiato, caro Pasquale, gli anni passano per tutti quanti. Sì, tu sei invecchiato, e io no. Lo so, tutti siamo invecchiati, che vuoi fare? Tutti invecchiati, come fanno poche piacere? Come va? Che fai di bello, Pasquale? Di bello, di brutto vuoi dire. Gennaro, non so più che guai passare. Non ne parliamo, va, non ne parliamo. Ma tu non eri stato trasferito in Africa orientale? In Africa orientale nel 39, ammazzato. E poi capirai la guerra, gli inglesi, campo di concentramento. Non ne parliamo, no, non ne parliamo. E tua moglie, i tuoi figli, come stanno? La moglie, i figli, mi ha aperto un'altra piaga. La moglie, i figli. Non ne parliamo, va, non ne parliamo. Ma se non dobbiamo parlare di niente, è inutile che ci siamo fermati, ci salutiamo e ce ne andiamo ognuno per i fatti nostri. No, si dice, non ne parliamo, poi non ne parliamo. Ma è meglio che se non parli con me che sono amico, con chi vuoi parlare? Lo so. Ti vedo a venire. Veramente un guai, guarda come sono ridotto, Sì. Di fronte a te c'è un relitto umano che va alla deriva. Che esagerazione. Ti scoraggi così, ma non ti scoraggiare, la vita è breve, che vai a scoraggiare. Dopo 6 anni di prigionia nel Kenya, sono stato prigioniero nel Kenya, tornai in Italia nel 46 e la ditta era fallita, dove ero impiegato, ho bussato a tutte le porte per trovare un posto, niente. Niente, proprio niente. Ho tentato tutti i mestieri, caro Gennaro, tutti i mestieri, non me ne è andato bene uno. Povero Pasquale, mi dispiace tanto. Ho fatto perfino, non mi vergogno, il venditore ambulante. Tu che dici? Gennaro, il venditore ambulante di cravatte col valigione all'angolo della strada, Gennaro. E beh, questo sarebbe niente, che può fare? Il lavoro nobilita. Il lavoro debilita. Sì, debilita, quando si va con piacere, quando si va con gioia. Nemmeno quello potetti fare, Gennaro, nemmeno quello. Nemmeno quello. Un brutto giorno mi rubarono pure il valigione con tutta la merce, capisci? Pure? Non so più che Fatti guai benedire, passare. figlio mio bello, tu stai inguaiato. Non so più che guai passare. È roba dell'altro mondo. E i ragazzi come stanno, i figli tuoi? I ragazzi. Già sono cresciuti pure loro. Gli anni passano pure per i giovani. Il primo è militare. Ma no. Come no? Ah, Renato. No, Roberto il primo. Roberto. Renato è il secondo. Ah, già, Renato. Roberto il primo, Renato è il secondo. Già, i capelli rossi, quello che ha i capelli rossi. No, Maria ha i capelli rossi, la femmina. Sì, già, Roberto il primo, Renato il secondo. Maria ha i capelli rossi. Ho capito. Sì. Sarebbe Renato il secondo. quello che suonava il violino. Insomma. No, il violino, Roberto studiava il violino. Roberto studiava il violino. Studiava il violino. Renato invece, quello lì con la voglia di fragola. No, quello è Giacomino. Renato il secondo. Pasqua, non me lo ricordo, non fa niente, non sono passati tanti anni. non mi ricordo a Renato, sono passati troppi anni, non mi ricordo. Renato, Va bene, sì. Proprio 3 mesi fa mi ha aperto un'altra piaga. Alla piaga. Proprio 3 mesi fa, Renato, io non me l'investono avuta morte. A Renato? 50 giorni all'ospedale tra la vita e la morte. Povera creatura. L'ossazione della spalla, fratture della base cranica, prognosi riservata. Vabbè, Prognosi riservata. Come? Come hai detto? Prognosi riservata. Che significa? Il chirurgo si è riservato la prognosi, no? Gesù, e tu non dici niente, non ho capito. Come dico niente? All'ospedale era gravissimo, dico, professore, grave, professore, la prognosi. Dice, no, la prognosi me la riservo. Ma che la riservo? Come si riservo? Io sono il padre, mai darà la prognosi, mai darà, pure mi pazzia. No, ma hai capito, prognosi riservata, gravissimo, stavo proprio per morire, no, non hai capito niente. Era grave. Era grave, prognosi riservata. Era grave, proprio grave. Era grave, prognosi riservata. Mi dispiace, povero Renato. Non so più che guai passare. Ne vuoi sentire un altro? E mo ci troviamo, è meglio che mi dici tutto quanto, a una volta, insomma. Imbrocco un 13 al Totocalcio. Ah, finalmente, è capitata una cosa buona. 7 milioni. Hai capito? Bravo. Non si perde la schedina? No, dico imbrocco un 13 al Totocalcio, quasi 7 milioni. Non si perde la schedina?
E mo domanda a me, che ne sa? Cioè, si fatto, non l'ho capito. Come te lo domando a te? Te lo sto dicendo, si è perduta la schedina. Ah, si è perduto! Sì. E tu domandi, non si perde la schedina, ma non io volevo sapere. No, dico si è perduta la schedina. si è Pasqua, tu perduta. parla alla rovescia, figlio mio, e chi te capisce? Si è perduta la schedina. Eh beh, non ti hanno pagato. Non mi hanno pagato, il regolamento del Totocalcio è così, no? Ah, non t'hanno Conosci il Totocalcio? No, non gioco mai, non gioco mai il Totocalcio. Cioè, il Totocalcio, la schedina è fatta, sai, la figlia, lo spoglio e la matrice, vabbè, la madre, diciamo, vabbè. La figlia resta nelle mani del giocatore e io ce l'ho. Però si è perduta la madre. E te che te porti? E tu c'hai la figlia che te porti la No, contro la madre, per loro contro la madre. Cioè, c'è la madre non si Ma tu trova. la figlia ce l'hai? Io la figlia ce l'ho, è buona, precisa. Eh beh, se la figlia è buona che te porti la madre, non hai capito, tu la madre, non c'è, non ha secchi, capito? La figlia è precisa, ma loro dicono la figlia deve essere accompagnata dalla madre. Ah, è minorenne, Vabbè. Non hai capito niente, Gennaro, non hai capito niente. Che abilità di m'ambriacare, io non ti Insomma, capisco. non mi hanno pagato. Non ti hanno pagato. Ah, tu vai, nata disgrazia, nata figlio mio, stai proprio ettato, forte stai Che ti ettato. devo dire, Gennaro? Io mi E vergogno. che mi dice tutte quelle che mai dice. Mi vergogno di dirlo, ma qualche giorno a casa mia mancano i soldi per comprare il pane. Gennaro. Mancano i soldi per comprare il pane. Mannaggia, Guarda. babà. No, che stai facendo? Gennaro, che stai facendo? Ma che stai facendo? Ho detto, Ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Asca, io stai vedendo che sto facendo, sto pigliando i soldi per te la guarda. Ma mi vuoi mortificare? Ma che Gennaro, mortificare? sempre che io abbia detto Fammi questa cosa- ridere, sempre che io abbia detto Ah, Pasqua, ti voglio bene, 10.000 lire, così ride, roba. Ce la fa, siamo bravici, 30 anni d'amicizia e volevo imitare così. Grazie. Ma trovavi io nelle tue condizioni, tu non avresti fatto lo stesso. Chi lo sa. E ti soldi accanto e voglio Mo dice in faccia, mo dice. No, dico chi lo sa se avresti accettato da me questo aiuto. Ah, no. pensavi chi lo sa se lo facevi, hai capito? Ah, no. Pasqua, state buono, tante buone Grazie, cose. grazie Gennaro, grazie, veramente grazie. Ti devo dire Gennaro, se tu sapessi... E non fa così che mi commuovi, hai capito? Ma Tu sapessi il dolore che provo a accettare questi soldi. sapessi il dolore che ho provato io a te dare. Perché avrei voluto trovarti in altre condizioni, capito? Capisco. È una cosa che mi ha Ah, fatto. piano. Pasqua, tu hai fatto 3 ore vicino alla povera mia, così non ti ho detto niente, una volta che ti ho toccata, piano. E che sto se... Fatta buona, Queste 10.000 lire, vedi, viste e non viste più. Chi lo dice? E dicono solamente il salumiere mi avanza 8.700 lire. Ah, Se passa dal salumiere devo lasciare 8.700. e tu non ci passai, Vabbè, quello le avanza, una volta glielo devo dare. tu passi per un'altra parte, fai No, finta quello che- abita vicino a casa mia, mi chiama sempre Cavaliere. Che mi E chiama- fai vedere che non lo senti, Pasqua, Ha già pagato salumiere, ha già pagato salumiere. Mi restano 1.000 vabbè, ma ci ho capito. Ma che stai facendo? Gennaro, ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Quello che ho fatto prima, Io- Pasqua, non mi ho domandato, mi pare che mi sfrugulie, capito? Sì, Grazie. tante buone cose. Gennaro, io accetto questo prestito che mi fai. No, ma che prestito? No, prestito. Ma non ci ho pensato, Gennaro, prestito. Ma che prestito? Solamente a titolo di prestito io posso accettare da te qualunque somma. No, solo questo, Ah, solo questa. Stai tranquillo, solo questo. Gennaro, io poi vengo a casa a restituirtela. No, non ci Abiti veniamo. sempre al corso Vittorio. No, abbiamo cambiato casa. No, Pasqua. volevo venire No, a abbiamo casa. cambiato casa, si fu bombardata, la casa Ah, distrutta, sì. un'altra cosa tremenda. Gennaro, io non ho più parole. Pasqua, io non ho più una lira. Buone cose. Tante buone cose, arrivederci.